Area presidiata dalla vigilanza, ingressi sbarrati per non far entrare nessuno in attesa della bonifica. Il Silos di Trieste continua a far parlare di sé. Piazza Unità a Trieste blindata per i 10 giorni di grandi eventi tra il G7 istruzioni e le visite del Presidente Mattarella e del Papa. Il rinnovato appello alla Regione di Martina Oppelli, malata di sclerosi multipla, che chiede venga valutata la possibilità del suicidio assistito. Nella delibera sull'asilo di Roiano passeranno alcuni emendamenti, ma la sostanza del provvedimento rimarrà. La maggioranza in comune ha trovato la quadra dopo un confronto interno. Nuovo tavolo romano sul futuro di Varsila, si va verso l'accordo tra le parti entro il 31 luglio, necessaria la proroga del contratto di solidarietà in scadenza a fine mese. Altri 28 milioni di risorse stanziati per case ATE ed edilizia sociale nella bozza della manovra estiva, in totale tocca quota 49 milioni l'impegno della Regione. Signor Todero Brontolon di Carlo Groldoni è lo spettacolo che inaugurerà la stagione del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, il cartellone presentato stamani sul palcoscenico del Rossetti. Telespettatori di Tele4, buonasera e benvenuti a questa edizione del nostro notiziario che si apre ancora una volta parlando del Silos. Siamo andati sul posto, diciamo così, ingressi sbarrati, zona presidiata in attesa dei lavori di pulizia e bonifica del sito. Dopo la chiusura regna il silenzio in tutta l'area. Siamo tornati in via Flavio Gioia, dove si è chiusa una parentesi storica per Trieste molto importante, cioè quella del Silos. Il Silos che adesso è completamente sbarrato, chiusi tutti gli accessi, anche se come vedete sono tanti gli anfratti dove qualcuno potrebbe arrampicarsi e passare. Questa rete che vediamo qui, la prima che si incontra, non il telo verde, proprio la rete di ferro che c'è qua, è stata installata il giorno stesso della chiusura del Silos per evitare che le persone dopo lo sgombero totale potessero rientrare, ma in realtà dentro questa struttura bisogna fare pulizia. La tenda ancora montata, le immondizie, i cassonetti della spazzatura messi qua dentro, installati temporaneamente, e tanta immondizia per terra. Perché? Perché deve essere ancora ultimata questa pulizia, anzi non è ancora iniziata, per ripulire totalmente la struttura prima delle vendite, perché sappiamo che ci sono già gli acquirenti alle porte, come ha testimoniato anche il referente di Coppa Alleanza 3.0 per il Silos. Passando per Piazza della Libertà erano diversi i migranti che sostavano lì. Io credo che siano coloro che frequentano il centro di via Udine, però chissà, insomma, ovviamente poi sappiamo che la chiusura del Silos prevederebbe anche, ha previsto anzi il trasferimento di migranti non solamente in altre zone della regione e Camposacro qui a Trieste, ma proprio in altre regioni d'Italia, quindi forse l'obiettivo è proprio di evitare di avere persone lasciate appunto senza tetto in giro per la città. Piazza Unità blindata, così come altre aree del centro, limitazioni al traffico, divieti di sosta. Sono partiti i preparativi per i 10 giorni in cui il capoluogo regionale vedrà il G7 istruzioni e le visite del Presidente Mattarella e di Papa Francesco. Siamo venuti in Piazza Unità perché Trieste si prepara per 10 giorni molto ricchi, perché sono tanti gli appuntamenti che ci saranno in questa città, dal G7 istruzione inaugurato dal ministro Valditara, poi ovviamente si aprirà la 50ª settimana dei cattolici, poi il 7 luglio l'arrivo di Papa Francesco, e qui c'è il palco in allestimento che ha una storia particolare perché rimarrà transennato e off limits con i lavori in corso durante il G7 istruzione, dove la piazza sarà blindatissima. Si parte giovedì con l'arrivo del ministro Valditara, che farà anche una tappa a Miramare. C'è da segnalare ovviamente il grande allestimento che viene fatto in tutta la città dal punto di vista dei lavori, come anche del palco, ovviamente dei divieti di sosta e
di transito, perché tutto intorno a noi spuntano già i primi divieti. Sapete che le rive nelle giornate del clou del G7 istruzione saranno blindate, le rive di Trieste, quindi saranno chiuse alla viabilità, a quella ordinaria, perciò anche qui bisogna fare attenzione e sapere anche come muoversi in una città che, ripeto, sarà totalmente blindata. Giovedì e venerdì quindi il via al G7 istruzione, poi un po' di pausa alla fine del weekend, ma già mercoledì prossimo Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica Italiana, sarà qui per inaugurare, dicevamo, la settimana dei cattolici, e poi appunto, come detto poc'anzi, si chiude il 7 luglio con l'arrivo di Papa Francesco, che interverrà dal palco che avete visto prima. Forze dell'ordine, carabinieri e polizia già sul posto, ovviamente essendo in Piazza Unità, comunque con la prefettura è una presenza che c'è spesso, costante. Hanno già iniziato a mobilitare più personale in questi giorni. E si concentrerà sulla necessità di rafforzare la cooperazione per rinnovare i sistemi di istruzione affinché sia possibile far acquisire ai giovani le competenze adeguate per i mercati del lavoro futuri e per sostenere lo sviluppo economico e sociale delle nazioni del G7. La riunione, appunto, in programma a Trieste dal 27 al 29 giugno, presieduta dal Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Alla base del G7 Istruzione, dunque, una visione della scuola al centro della crescita e dello sviluppo comune. Oltre ai ministri dei paesi G7 sono attesi, tra gli altri, la commissaria europea all'istruzione, vertici dell'Unione Africana, rappresentanti di OCSE, UNESCO, UNICEF. Interverranno anche il ministro dell'istruzione ucraino e l'omologo del Brasile. È previsto l'arrivo di 17 capi delegazione per un totale di oltre 100 partecipanti. Chiedo pietà, non rubatemi il sorriso. La battaglia di Martina Oppelli, malata di sclerosi multipla, continua. Al suo fianco l'associazione Coscioni, che chiedono l'accesso al suicidio medicalmente assistito. Non costringetemi a pentirmi di aver vissuto. Io chiedo solo pietà. Ho il sorriso, non me lo potete rubare mai, mai, perché è il dono più grande che mi è stato dato. Da Dio o chi per lui, io non lo so, magari voi siete credenti o atei, non ha importanza. Questa è una scelta di amore verso la vita. Martina Oppelli, 49enne triestina affetta da sclerosi multipla, continua la sua battaglia per aver diritto al suicidio medicalmente assistito. I membri dell'associazione Luca Coscioni si sono riuniti oggi sotto il palazzo del Consiglio regionale in piazza Oberdan. Non sono una capricciosa e soprattutto non ho niente contro questa amministrazione, perché è la mia e l'ho scelta anch'io e ho fiducia e spero solo nel buon senso, perché ormai sono un'infinità di anni che lavoro per pagare, quindi vivo per pagare e pago l'assistenza, ma che mi permette di stare a casa, che mi schiaccia la pancia quando devo andare in bagno da una vita. Perdonatemi se questo non è un sostegno vitale. Chi mi gira la notte, chi mi dà da bere, chi mi dà da mangiare, chi mi dà i farmaci anche di notte. La richiesta di Martina e dell'associazione Coscioni è che la Regione Friuli Venezia Giulia adotti un pieno adempimento alla sentenza della Corte Costituzionale 242 del 2019. Sicuramente un errore veramente importante è quello di non prendere cognizione, non dare valore alle 8.000 firme che sono state depositate per una proposta di legge di iniziativa popolare, che altro non faceva che affiancare la pubblica amministrazione nel determinare tempi certi per la verifica alle persone malate, capaci di autodeterminarsi, che sono ormai esauste dalle sofferenze intollerabili a cui sono sottoposti, che chiedono verifica dei propri requisiti. Quindi una proposta di legge
legge che affianca l'operatività dei servizi sanitari in regione, non aggiunge nulla in più rispetto alla sentenza della Corte Costituzionale, ma prevede un pieno adempimento. Pensiamo a una persona malata che reputa intollerabile la sofferenza a cui è sottoposta, ogni giorno di attesa. Che cos'è per quella persona? Bene, l'orientamento politico di questa regione è voltarsi dall'altra parte. Allora, c'è adesso il servizio sulla Varsila, la discussione sul futuro di Varsila dovrà essere necessariamente allungata al mese di luglio, pertanto il contratto di solidarietà in scadenza a fine mese andrà rinnovato. Tra gli elementi emersi dal tavolo odierno al Ministero delle Imprese c'è l'impegno di Varsila ed MSC per arrivare agli accordi definitivi entro il 31 luglio. Varsila Italia e MSC assieme a Confindustria Alto Adriatico e alle organizzazioni sindacali definiscano rapidamente l'accordo quadro con le condizioni di passaggio dei lavoratori alla nuova realtà subentrante. È l'auspicio espresso dall'assessore regionale al lavoro Alessia Rosolén, presente a Roma al tavolo di crisi tenutosi al Ministero delle Imprese Made in Italy, alla presenza tra gli altri dei rappresentanti di MSC, Varsila Italia, Confindustria, Invitalia, Coselag, dell'Interporto di Trieste e delle sigle sindacali nazionali. Nel corso della riunione, alla quale seguiranno una serie di incontri tecnici e sindacali, le parti hanno valutato un possibile posticipo di un mese del contratto di solidarietà in scadenza fra pochi giorni, il 30 giugno, considerato il preaccordo tra le due aziende per giungere a una soluzione entro il 31 luglio. E quello che è uscito fuori dalla discussione è che c'è comunque una necessità di allungare i tempi di questa discussione per il mese di luglio per poter andare a chiudere proprio tutti questi aspetti, tra i quali durante il mese di luglio ci sarà, si spera, lo sviluppo della trattativa sindacale, che insomma ormai sicuramente siamo abbastanza avanti, però manca ancora di qualcosa da mettere assieme. Per questo anche il governo ha espresso la necessità di dover allungare la solidarietà ancora per il prossimo mese. L'assessore Rosolén ha anche auspicato che il piano industriale di Varsila Italia, che prevede investimenti e mantenimento nell'area di Trieste del reparto di ricerca e sviluppo dell'azienda, venga inserito nell'accordo di programma per la reindustrializzazione del sito, di modo da dare ulteriori garanzie anche alle persone che continueranno a lavorare per Varsila, una richiesta che arriva anche da parte sindacale. Visto che MSC comunque prenderà i 262 esuberi di Varsila, il suo piano industriale è tarato su 300 e quindi MSC l'impegno di andare a pescare nell'attuale indotto di Varsila, no? Quindi impegno che è stato comunque preso in considerazione. Fissare un po' garanzie sull'occupazione nel corso dei prossimi anni, e questo è stato chiesto anche a Varsila, la garanzia dell'equilibrio occupazionale degli attuali organici. La prossima riunione del tavolo è stata fissata per il 4 luglio. Cronaca, un'anziana è stata investita sulle strisce pedonali, è successo alle 17:30 in via Sette Fontane, angolo via Limitanea. Una donna di 81 anni è stata centrata da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Ha riportato la frattura dell'arto inferiore, è arrivata sul posto un'ambulanza del 118, un infermiere ha soccorso la donna che è stata stabilizzata e poi trasportata all'ospedale di Cattinara. Sul posto anche la polizia locale, traffico ingente a causa del blocco appunto della strada per consentire le operazioni di soccorso. Alla delibera sull'asilo nido di Roiano saranno aggiunti alcuni emendamenti, ma la sostanza del provvedimento rimarrà la stessa. La maggioranza che regge il Comune, andata sotto in commissione proprio sulla privatizzazione dei servizi educativi, ha trovato la quadra dopo un confronto interno. Diciamo che è stato un momento molto costruttivo e sereno tra le forze politiche di maggioranza. Abbiamo fatto il punto non solo su Roiano ma su altre questioni per andare avanti con sempre maggiore decisione e unità, che tra l'altro non si è mai discussa. Il capogruppo di Forza Italia in Comune descrive così il confronto di ieri all'interno della maggioranza dopo quanto accaduto in Commissione Quinta sulla delibera riguardante il nuovo asilo di Roiano e la concessione ai privati dei servizi educativi. Alcune assenze nel centrodestra, l'astensione della presidente leghista Manuela Declic e soprattutto il voto nettamente contrario della forzista Angela Brandi, già assessore proprio all'istruzione, avevano fatto gridare le opposizioni alla spaccatura in maggioranza, ma dopo il confronto politico
che permetterà di aggiungere alcuni emendamenti alla delibera pur non snaturandola nella sostanza, così come richiesto dallo stesso sindaco Roberto Di Piazza. Tra le file del centrodestra sembra tornato il sereno in vista della prossima discussione non solo sull'asilo di Roiano ma anche su altri piani strategici per la città. Su Roiano la delibera andrà avanti, ci saranno magari delle piccole modifiche, degli emendamenti un po' diciamo in qualche modo migliorativi, la sostanza rimarrà, ma di fatto c'è accordo di vedute tra le forze politiche anche sui grandi aspetti della città, su quelli che saranno le prossime appuntamenti, i prossimi consigli che non posso già annunciarvi da subito, ma avranno argomenti molto importanti di qui a breve per veramente il futuro di questa nostra Trieste. C'è una nota del Partito Democratico che esprime preoccupazione per l'aumento dei furti in città, come riportato dai notiziari. Nonostante l'impegno e i sacrifici del personale delle forze dell'ordine, la scarsità di risorse disponibili non consente di garantire un controllo del territorio adeguato alla necessità della popolazione, scrive la segretaria provinciale Paglia. La recente assegnazione di soli 12 agenti di nuova nomina alla questura di Trieste, con l'aggiunta di un agente ciascuno ai commissariati di Muggia e Duino, risulta del tutto insufficiente a fronte della fuoriuscita prevista di 40 agenti entro la fine dell'anno. Questa grave carenza di personale non solo compromette la capacità operativa della polizia, ma aumenta il rischio per la sicurezza pubblica, rendendo la città più vulnerabile a episodi di criminalità. Le legittime richieste di maggiore protezione e sicurezza da parte dei cittadini non possono continuare ad essere ignorate, chiude la nota. Andiamo adesso a Premariacco perché la città, dopo essere stata travolta dalla tragedia del Natisone, prova a tornare alla normalità. C'è un'ultima polemica, quella legata alla statua dell'ultimo abbraccio che il fratello di Christian e il suo legale hanno detto di non volere. Nessuno ci ha contattati, ha detto via stampa l'avvocato Laghi, mentre Radu Molnar sostiene che tale ricordo servirebbe solo a coprire gli errori nei soccorsi. L'idea di una statua che ricordasse per sempre l'abbraccio di Bianca, Patrizia e Christian prima di essere portati via dalla piena era partita in una delle dirette di TV12 dedicata alla tragedia del Natisone. L'aveva lanciata un telespettatore raccogliendo subito il consenso di tutti, anche della comunità di Premariacco che ha vissuto 23 giorni che rimarranno purtroppo indelebili. Una comunità piccola che ha provato a reggere il peso di una tragedia grande, che ha pianto per quei ragazzi, che è stata vicina alle famiglie, che ha assistito i soccorritori H24 senza mai fargli mancare una pacca sulle spalle, un caffè o uno spuntino, un semplice se vi serve qualcosa, siamo qua. Una comunità che ha sofferto come se quei 3 ragazzi fossero suoi, come fossero figli di Premariacco. Ha fatto silenzio di fronte alle polemiche, non ha commentato i si poteva fare di più. Premariacco si è solo rimboccata le maniche e ha portato avanti eroicamente la pesantezza di quei giorni. Ora che il rumore degli elicotteri non si sente più, che le basi operative sono state smantellate e il fiume è tornato ad essere quello di sempre, fa quasi male sentire che quella statua servirebbe solo a coprire gli errori dei soccorsi, così come hanno fatto sapere il fratello di Christian e il suo avvocato. Vorremmo abbracciare tutti Radu per il dolore devastante e straziante che prova e ha provato, così come abbiamo fatto con le famiglie di Patrizia e Bianca, ma vorremmo anche dirgli che quella statua non toglierebbe dignità e rispetto a nessuno, non cancellerebbe gli ipotetici ritardi nei soccorsi che eventualmente verranno accertati dalla procura. Avrebbe uno scopo diverso, quello di non far calare l'attenzione su quanto successo. Sarebbe un monito per tutti, un obbligo a non dimenticare, ma anche un modo per continuare a inviare pensieri e preghiere alle famiglie di Bianca, Patrizia e Christian, con il rispetto, l'empatia e il dolore che hanno caratterizzato quei 23 giorni, dal primo soccorso all'ultima immersione. Vi è stato un tentativo di furto al City Bar Tergesteo nella notte fra martedì e mercoledì scorsi. I ladri hanno spaccato la vetrina d'ingresso del locale senza infrangerla completamente. I malintenzionati infatti non sono riusciti a entrare nell'esercizio commerciale per mettere a segno il proprio colpo. Non è la prima volta che il bar in questione subisce atti del genere. I gestori del locale hanno formalizzato la denuncia in questura. Peraltro la zona è piena di telecamere sia all'interno della galleria che all'esterno. Il ladro o i ladri che hanno tentato il furto hanno dunque le ore contate. Noi abbiamo invece i secondi contatti per quanto riguarda la pubblicità. Rimanete con noi, quando torniamo abbiamo ancora altri servizi e notizie in serbo appunto per voi.
Entriamo in studio. Il presidente della regione Fedriga ha incontrato oggi pomeriggio il console generale di Georgia a Milano, Natalia Corzaia. L'interesse della Georgia per la nostra regione, ha detto Fedriga, è molto positivo. L'auspicio è che si possano avviare tavoli tecnici per valutare la possibilità di cooperazione economica e le opportunità per le imprese di entrambi i territori. Durante l'appuntamento Fedriga e Corzaia hanno parlato dei possibili vantaggi derivanti da una collaborazione tra i due territori, in particolare per quanto riguarda i settori della navalmeccanica e della logistica. Il presidente della regione ha anche aggiunto che il Friuli Venezia Giulia e le sue imprese sono da sempre molto interessate all'internazionalizzazione da un lato e all'attrazione di investimenti dall'altro, e proprio per questo è stata sviluppata l'agenzia Select FVG. E complessivamente la Regione ha stanziato un tesoretto di 49 milioni di euro a favore dell'edilizia popolare e delle ATER. Serviranno per l'acquisto di nuovi appartamenti e per le manutenzioni. Ammontano a 28 milioni di euro le risorse regionali stanziate per case ATER ed edilizia sociale nella prima bozza della manovra estiva approvata dall'esecutivo. Un tesoretto che, unito alle risorse già incluse nella legge di stabilità, porta a 49 milioni l'impegno della Regione per l'abitazione. Lo ha reso noto l'assessore regionale a infrastrutture e territorio Cristina Amirante, ribadendo la grande attenzione della Giunta regionale alle esigenze sociali della popolazione, a cominciare dall'accesso ai trasporti pubblici e alla casa. Mi riferisco in particolare all'edilizia convenzionata e sovvenzionata che ATER gestisce a favore di chi non riesce ad avere accesso al mercato immobiliare privato, ha spiegato Amirante, anche a causa delle speculazioni determinate dal 110 di cui paghiamo le conseguenze sia a livello statale che regionale, causa l'innescarsi di un rialzo dei prezzi degli immobili e dei tassi di interesse per il loro acquisto. Tra legge di stabilità e assestamento la Regione ha raggiunto la cifra di 49 milioni, ancora detto Almirante, che andranno a beneficio sia degli investimenti delle ATER per l'acquisto di nuovi appartamenti, sia per la manutenzione di quelli già esistenti, così da aumentare il numero di alloggi disponibili per soddisfare la gran parte della crescente domanda. Di queste risorse, 14 milioni, 6 in stabilità e 8 in assestamento, serviranno per coprire la mancata riscossione di canoni da parte di ATER a fronte di nuclei familiari che per diverse difficoltà non riescono a pagare i canoni seppure calmierati. Infine l'assessore ha voluto ricordare l'abbattimento dei costi dei trasporti pubblici per gli studenti del Friuli Venezia Giulia che possono beneficiare di agevolazioni sugli abbonamenti sia per il treno sia per il bus. Signor Todero Brontolon di Carlo Goldoni è lo spettacolo che inaugurerà la stagione 2024-2025 del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Il cartellone, in parte anticipato nei mesi scorsi, è stato presentato stamani sul palcoscenico del Rossetti. È difficile condensare in un servizio, ancorché non breve, ci rendiamo conto, la stagione 2024-2025 del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia presentata oggi e che giocoforza non può non tener conto dei numeri ottenuti dal cartellone conclusosi qualche settimana fa, sulla falsariga del quale è modellata. La presentazione della stagione direi che è il momento più importante nell'arco dell'anno perché è il risultato di un lavoro molto lungo, molto meditato, un lavoro di squadra, un lavoro di grande confronto e cerchiamo sempre di prendere il meglio che il mercato può offrire, ma cerchiamo anche di favorire nuove cose. Alcuni titoli erano stati anticipati, non quello d'apertura che pure era noto. Si parte con Signor Todero Brontolon di Goldoni, produzione propria dello Stabile con Franco Branciaroli nel ruolo eponimo. È un testo molto divertente ma al tempo stesso ha una inquietudine. Signor Todero è un personaggio anche strano, particolare, ambiguo, ma la cosa che mi affascina in questo testo è l'universo femminile, il trionfo della donna. Buona parte delle produzioni proprie dello Stabile esplorano come tradizione ormai il territorio. Torna la coscienza di Zeno, Mauro Kovacic riproporrà in una sola serata le proprie riflessioni su Svevo, Saba e Joyce per concentrarsi più avanti su Kafka.
Grande sorpresa, la messa in scena di Il vetro della clessidra, tratto da Tempo curvo a Krems di Claudio Magris, con Alessio Boni che apre la sezione dedicata alla scena contemporanea in Sala Bartoli. Il cartellone della prosa, caratterizzato anche dalla lettura di Pessoa affidata a Bob Wilson, spettacolo proprio in coproduzione su cui lo Stabile punta moltissimo, si concentra sui grandi testi. Sfileranno ad esempio Parenti terribili di Cocteau, i 6 personaggi pirandelliani, Anna Karenina, Teresa Rackena di Zola, ma anche una locandiera per rinsaldare il discorso su Goldoni, del quale saranno lette le memoire. Per il musical c'è già attesa per Les Misérables di Arena Musical Spectacular, per Mamma Mia e per Anastasia, già annunciati ufficialmente o via social. Ad essi si aggiungono un altro concerto di Ramin Karimloo, I nostrani Sapore di mare e Rocky il musical. Occhio, non il Rocky Horror Show, ma un musical tratto dal film di Wilson con Sylvester Stallone, protagonista Pierpaolo Petrelli. E se non le cringe questo, ma pure 2 novità. 2 musical che arrivano da Broadway e dal West End, Dear Evan Hansen e Come From Away, 2 titoli che veramente sono teatro puro, teatro allo stato puro. Altre sezioni, danza, concerti e musica, circo e family, recital e attualità. Resta da sottolineare l'impegno dello Stabile per i 70 anni del ritorno di Trieste all'Italia con 26 ottobre Un mare di ombrelli, testo di Gianni Gori, senza contare che nel 2024 lo stesso Teatro Stabile celebrerà i propri primi 70 anni. Parlare di letteratura, parlare di poesia è molto importante in quest'anno così importante per la storia del nostro teatro e la storia di questa città. E poi avremo tutto un percorso dedicato al 1954, ma ancora non ve lo anticipo perché sarà oggetto di molte iniziative che a breve vi presenteremo. E alla fine della presentazione della nuova stagione lo Stabile ha presentato anche una novità che riguarda le marionette di Podrecca, una sorta di carro di Tespi che porterà i loro spettacoli in quei luoghi della regione, ma non solo, sprovvisti di una sala teatrale. Il progetto I Piccoli di Podrecca on the road, che il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia ha realizzato grazie al sostegno della Regione, è stato applaudito in anteprima all'esterno del Politeama Rossetti dopo la conferenza stampa di presentazione della stagione nuova. È uno spettacolo delle antiche marionette che, viaggiando su un camion attrezzato, raggiunge nuovo pubblico sul territorio regionale ed oltre. All'esordio ha assistito anche Mario Anzil, vicepresidente e assessore alla cultura della Regione. Diciamo che proprio lo scorso anno alla presentazione della stagione teatrale avevo indicato questa missione a direttore e presidente, quella di ispirarsi alla stagione del carro di Tespi che nella Grecia classica è nato e che poi tra le 2 guerre in Italia ha avuto una forte tradizione che lentamente si è spenta nel secondo dopoguerra, e questo è destinato ai bambini, e in epoca in cui le moderne tecnologie sono particolarmente affascinanti dobbiamo proporre delle cose altrettanto affascinanti, e il carro di Tespi contemporaneo del Rossetti, I Piccoli del Podrecca, certamente lo saranno. I Piccoli di Podrecca on the road coniuga la preziosità e la storia delle antiche marionette all'idea di un furgone attrezzato che trasporti lo spettacolo capillarmente sul territorio ed oltre, raggiungendo anche luoghi sprovvisti di un'adeguata sala teatrale. È un modo ulteriore per ribadire il ruolo culturale che il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia si assume nel territorio regionale, che passa attraverso una vasta gamma di operazioni diverse, dirette a pubblici differenti per età e preparazione, per possibilità e provenienza, ognuna però accomunata dall'essere espressione di un teatro che deve e vuole essere a disposizione di tutti i cittadini ed appartenere profondamente all'area in cui si radica e che gli dona ispirazione, compresi i luoghi più piccoli e lontani dove magari è difficile realizzare messe in scene convenzionali. È tutto, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento dopo la pubblicità, l'approfondimento con il nostro vice direttore Ferdinando Avarino. Approfondimento post telegiornale, il martedì è di scena il nostro vice direttore Ferdinando Avarino che dovrebbe essere collegato con noi via Skype, eccolo qua, lo vedo, buonasera Ferdinando. Buonasera Umberto e a tutti. Allora Ferdinando, cominciamo se credi parlando di questi prossimi appuntamenti che interesseranno Trieste, vale a dire
il G7 già questo fine settimana e poi anche quello tutto sommato decisamente più importante per certi aspetti, che è la visita del Papa collegata alla settimana sociale dei cattolici in Italia, che sarà un appuntamento che sarà aperto mercoledì prossimo da Mattarella. Qual è l'input del Presidente della Repubblica Mattarella? E sono due appuntamenti importantissimi per la città che non debbono essere presi, diciamo, sotto gamba, e così non sono, tra l'altro. No, ma tra l'altro infatti è bene anche spiegarlo a coloro che magari ci seguono e che sicuramente si renderanno conto bene dell'importanza di tutto ciò. Questo, innanzitutto, mi piace cominciare dal fatto che ancora una volta il capo dello Stato Sergio Mattarella abbia scelto di essere presente a Trieste. È chiaro come sia molto attento alla nostra città, sia molto attento alla storia di questa città, alla pacificazione. Oggi, o meglio da qualche giorno, come tu ben sai, si dibatte, e non solo ironicamente, questo è abbastanza evidente sui social, per alcuni striscioni comparsi nel corso delle partite agli europei, due in particolar modo, no? E l'ultimo è di ieri sera nel corso di Croazia-Italia. Ma Sergio Mattarella è il coronamento di un percorso iniziato negli ultimi anni di pacificazione importantissimo, perché quella mano nella mano con il presidente sloveno siamo stati tutti testimoni di una storia, di un passaggio storico. Ecco, questo è inevitabile sottolinearlo, è giusto sottolinearlo ancora una volta. Bene, e quindi ancora Mattarella sarà a Trieste, ma ci sarà Papa Francesco. E questa è una presenza straordinaria. Noi con le reti del gruppo Media Nord-Est abbiamo seguito 2 volte soltanto nelle ultime settimane in diretta straordinaria la presenza del Santo Padre, prima a Venezia e poi a Verona, con le dirette di Antena 3, adesso con la stessa impostazione, lo dico, l'anticipo anche ai nostri telespettatori. Il 7 luglio saremo in diretta tutto il giorno, appunto per seguire la presenza di Papa Francesco a Trieste. E guardate, è un risultato, lo dicevo poco fa, straordinario, importantissimo. È qui per la settimana sociale dei cattolici. Tra l'altro, per la prossima puntata di Ring, quella del venerdì, con il vescovo di Trieste spiegheremo ancora una volta di che cosa si tratta, più dettagliata, ecco, più ravvicinata all'appuntamento, di che cosa si tratta. Sarà poi, credo, molto bello, oltre all'intervento previsto di Papa Francesco, anche seguire quella Santa Messa in Piazza Unità. Insomma, deve essere un momento molto bello, toccante, anche questo storico per la nostra città e per la comunità cattolica, e che vive a Trieste una condivisione interreligiosa che tante volte ha sottolineato lo stesso Monsignor Malnati, che, ricordo ancora una volta, è un patrimonio della nostra città che è un peccato perdere. Qui parlo di Monsignor Malnati. Insomma, sappiamo tutti, ha ufficializzato la sua intenzione di tornare nelle sue terre dopo aver appena celebrato i 50 anni di Sion, un impegno, un legame con la città che nessun altro può vantare, un'attenzione ai giovani, ai ragazzi e alle nuove generazioni. Detto ciò, insomma, noi saremo in diretta sempre per seguire la visita del Capo dello Stato, l'intervento del Capo dello Stato, quello del Santo Padre, così come ovviamente seguiremo anche il G7 già in questo prossimo weekend. Ci sono, come sempre, tanti G7, c'è stato anche il G7 delle spiagge, per dire, qui qualche settimana fa, quindi insomma vengono dislocati alcuni appuntamenti specifici molto tecnici sui vari territori, e questo è importante anche perché Trieste è un palcoscenico internazionale, e come abbiamo detto, con ampi legami e una sponda sempre aperta verso l'area del confine orientale. Quindi insomma noi saremo
in prima linea per consentire ai nostri telespettatori di poter seguire anche i momenti più toccanti ancora della visita del Santo Padre e l'incontro insomma con i cittadini. Guarda che è stato molto bello anche vederlo a Venezia, dicevo, e Verona, e pensa che siamo riusciti con Lorenzo Maier anche a strappargli un'intervista esclusiva, cioè proprio a microfono, che è una cosa rara come tu puoi immaginare, all'uscita da uno degli appuntamenti proprio a Venezia, quindi è stato di un'estrema disponibilità, che poi tra l'altro è stata quella frase, perché è entrato al carcere di Venezia, sì, come no. E lui ha sempre una grande attenzione per coloro che vivono in restrizione, che è stata quella famosa frase in cui lui dice: quando vedo le persone che vivono in carcere mi chiedo perché loro sì o no. E quindi è stata anche una frase simbolo molto forte detta proprio ai microfoni di Antenna 3. Tra l'altro mi veniva in mente proprio adesso, c'è da sottolineare anche questo, no? Che la pandemia, il periodo pandemico ha un po' cancellato anche il ricordo di quando in tempi non così distanti Trieste fu comunque teatro anche di incontri piuttosto importanti a livello internazionale. Io ricordo il bilaterale Letta-Putin, ricordo quando venne la Merkel per il bilaterale con Berlusconi, quello del QQ, ma anche credo, se non mi sbaglio, Gentiloni, Merkel, Macron a bordo penso della Vespucci, o se non della Vespucci dell'altra nave storica della Marina. Questo adesso non ricordo, cioè il Palinuro forse, però non ricordo quale ti posso aiutare. Nemmeno io mi ricordo, ma insomma voglio dire, c'era un ruolo che Trieste si era conquistata, diciamo la verità. Poi dopo la pandemia ha un pochettino cancellato tutto ciò e adesso si sta un attimo anche ricominciando, probabilmente sfruttando la stessa storia della città, probabilmente. Esatto, volgendo in positivo quello che sono state le sofferenze della nostra città. E devo dire, aggiungo anche un altro aspetto, che la stessa Giorgia Meloni ha una grande attenzione per la città di Trieste. Non si sa, forse non è neanche corretto dirlo, ma insomma è sempre da affidare alla cronaca giornalistica dei retroscena, che per lungo tempo nella tornata elettorale delle amministrative del 2021, quindi la rielezione di Roberto Di Piazza, per lunghe settimane si era paventata l'ipotesi che Giorgia Meloni, come capitò ad altri leader decenni e decenni fa, si potesse candidare addirittura consigliere comunale a Trieste. E quella fu una scelta, una proposta, un'idea insomma che serpeggiava, che poi non si è concretizzata, ma insomma era uno dei retroscena. Guarda, questo è molto importante, che Trieste sia nell'occhio internazionale della politica, perché innanzitutto lo merita, perché è una comunità straordinaria, perché è una città straordinaria, perché ha vissuto sofferenze dolorosissime e oggi è anche un po' il simbolo, insieme a Roma e altre città ovviamente, questo senza esagerare, di un rinnovato centralismo, di una rinnovata centralità dell'Italia. Nel momento in cui la Germania e la Francia, è molto chiaro, dopo questa tornata elettorale, perdono potere di leadership in Europa, l'unica che l'ha conquistata è proprio l'Italia con Giorgia Meloni, e questo al di là di come ognuno la pensi deve renderci orgogliosi e sperare che possa portare un'Europa più concreta nelle decisioni e nella vicinanza, e non in certe follie che ci costringano rapidamente ad adeguarci a normative o a rincorse eccessivamente ambientali, su cui tutti siamo d'accordo, no? Come obiettivo non c'è alcun dubbio, ma sul consegnare il nostro paese o le nostre economie o le nostre tasche a economie ben distanti che regole non rispettano, vedasi la corsa al silicio per i pannelli
giustissima come logica, lo ripeto, ma insomma bisogna avere un distretto che non abbiamo più purtroppo da decenni, o alle auto elettriche che oggi fanno la ricchezza ancora una volta dei cinesi, insomma, quindi dobbiamo avere un'Europa più vicina, che non sia un gioco, perché purtroppo mentre noi ci ammazziamo di regole e di norme, altri continuano ad inquinare senza grande attenzione e fanno correre la propria economia. Dobbiamo costringere gli altri a rispettare le regole e noi migliorare le nostre. Alcune mie cravatte sono vittima della nuova regola sui tappi delle bottiglie di plastica, per dire la verità. Ma questo, come diceva... Pensavo che fossero fatte in fotovoltaico, quindi producessi energia elettrica semplicemente durante le straordinarie in esterna d'estate. Quella diavoleria del tappo, sì, per toglierlo. Il tappo che ti tiene il naso all'insù quando bevi. Sì, è una roba... Però ecco, perché secondo te a livello di pubblica opinione, a livello della maggioranza della pubblica opinione, anche questi dibattiti che adesso si stanno intensificando in merito alla nuova o vecchia presidenza dell'Unione Europea non appassionano più di tanto? Dovrebbero farlo di più, perché tutto sommato si va ripetendo da parecchio tempo, quello che viene deciso in Europa ricade appunto su di noi, paradossalmente prima ancora di quello che viene deciso a Montecitorio, a Palazzo Madama, eppure la gente rimane comunque distante da tutto ciò. Questo è un grande peccato. Io penso due cose essenzialmente del fronte più burocratico delle elezioni europee. Il primo è che sbagliamo a non interessarcene, certo. Sbagliano gli stessi europarlamentari a non farsi vedere se non in 5 anni, e questo è un errore loro. Oggi sentivo Alessandro Ciriani, sindaco di Pordenone, che è già a Bruxelles, per essere chiari, e spero lui come altri del territorio della circoscrizione che ci riguarda, che è quella del nord-est, interpretino diversamente questo mandato, perché è fastidioso persino per noi giornalisti, che poi ogni 5 anni ci troviamo subissati da richieste di presenze soltanto a elezioni ravvicinate. Ecco, si facessero vedere un po' più spesso questi parlamentari, europarlamentari, e raccontassero che cosa fanno a Bruxelles, perché questo è un modo anche per coinvolgere un po' di più gli elettori, i cittadini, e spiegare cosa significa l'Europa, perché quando noi diciamo che oltre il 70% di quello che viene deciso da Roma è di derivazione europea, è un dato così che ormai conosciamo da anni, che però non decliniamo, non comprendiamo, se non farne un merce di contrasto politico. Poi tanto alla fin fine in Europa persino il Partito Popolare e il Partito Socialista si mettono insieme per governare, così rifaranno anche questa volta, ecco, al di là delle opposizioni e degli scontri. La seconda è la follia di questa circoscrizione che va dall'Emilia Romagna fino appunto a Trieste, passando dal Veneto e il Trentino Alto Adige, una cosa folle che imponeva ai candidati, quindi soltanto a coloro che probabilmente avessero o una enorme notorietà, e l'abbiamo visto anche in questa tornata elettorale, o avessero grandi disponibilità economiche, la possibilità di candidarsi, perché raccogliere preferenze, qui ci sono le preferenze come per le regionali, come per le amministrative, non per il Parlamento italiano, lo ricordo ancora una volta, ci sono le preferenze, quindi te le devi andare a prendere, e quindi diventa la televisione lo strumento principale, oltre agli incontri, come hai detto, ma per poche persone, perché poi ormai non è che sono così tanto partecipati, dall'Emilia Romagna fino a Trieste. Ecco, è una follia avere una circoscrizione di questo tipo, bisogna cambiare questa legge elettorale, ce lo possiamo fare noi per quanto riguarda la scelta dei parlamentari europei del nostro territorio, dell'Italia, bisogna cambiarla, e aggiungo mettere anche le preferenze per Roma, ma questo insomma vediamo se col futuro della legge elettorale unita al premierato ci sarà un'idea di questo tipo o meno. Ultima domanda, Ferdinando. Questo fine settimana insomma piuttosto pesante a Udine, che impone delle riflessioni. Guarda, ho sentito appunto anche ieri il sindaco, proprio perché vorrei che domani sera la puntata di Ring, che è al mercoledì su TV12, riguarda la città di Udine e del Friuli, tornasse. Spero che scelga di farlo, perché
devo dirti che al di là del dibattito politico, e quante volte noi abbiamo raccontato anche di situazioni gravi negli ultimi mesi a Trieste, pesanti, rapine, aggressioni, baby gang, ecco. È quasi senza una spiegazione quello che succede a Udine, perché è vero che c'è un problema di sicurezza, è vero che c'è un problema di spaccio, è vero che c'è una sacca di delinquenza come in ogni città, è vero che ci sono anche delle baby gang che la polizia, i tecnici della sicurezza non vogliono chiamare baby gang e che riguarda i minori non accompagnati, ma i trasfertisti che da Treviso arrivano e prima accoltellano un altro ragazzo in un vicolo, poi l'altro giorno reagiscono e con un pugno, questo ragazzo di Conegliano che ha sferrato all'imprenditore di origini giapponesi, cagionandone la caduta e quindi delle ferite gravissime, perché purtroppo è in vita solo grazie alle macchine, è qualcosa di inspiegabile. Evidentemente c'è una rotta, definiamola così, della delinquenza che attira delle gang, perché purtroppo di gang si tratta, che arrivano anche dal Veneto e delinquono a Udine. È un qualcosa che ancora faccio fatica a comprendere, così come è inspiegabile che una città meravigliosa come Trieste, bellissima come Udine, debbano essere vittime di episodi di questo tipo, che esista o meno un'emergenza sicurezza, danno un effetto immediato di percezione di insicurezza molto elevato. Allora, qui il problema è da aggredire immediatamente alla radice e non dare in nessuna maniera la possibilità di radicalizzarsi e di appropriarsi di zone della città che non possono essere Far West. Guarda, è davvero strano questo fenomeno. Ti aggiungo un dato: quei ragazzi che sono coinvolti in quello che rischia di essere un tentato omicidio, non lo è ancora nell'accusa, ma addirittura di diventare qualcosa di peggio, speriamo di no, non per loro, cui auguro il peggio sul fronte giudiziario, ma per la vita invece di questo imprenditore, spero appunto di no, avevano aggredito 2 anni fa un barista di Conegliano, tra l'altro di origini indiane, un ragazzo che abbiamo intervistato con i colleghi di Antena 3 soltanto ieri di nuovo dopo 2 anni, e che è ancora terrorizzato perché li aveva massacrati di botte lui e il suo amico all'interno di questo locale che lui gestisce. Quindi non hanno neanche la misura, non dico il sale in zucca per evitare una tragedia di questo tipo, ma una misura di pacifica convivenza normale, e questo è un problema enorme che riguarda sacche di nostri giovani, ricordando che la stragrande maggioranza dei giovani di oggi, e lo diceva anche oggi il sindaco di Treviso in un'intervista che trasmetteremo questa sera a Ring, vivono invece e portano risultati e successi. Ecco, purtroppo però ci sono anche questi, e bisogna stare molto attenti e prendere decisioni forti subito. Grazie Ferdinando, buona serata e buon proseguimento. Grazie a voi. E grazie ai nostri telespettatori. Vi ricordo l'appuntamento domani alle 7 con Sveglia Trieste. Buona serata a tutti e arrivederci.